Benvenuti amici di Matto Scacco, siamo ancora qui con il nostro amico Patrick per la Ciao, ciao a tutti. missione 1500 punti. Siamo scesi un attimino, questo è fisiologico ragazzi, cioè Purtroppo. tutti noi abbiamo su e giù, ci piacerebbe vedere un po' come il conto in banca, no? A noi piacerebbe solo che il costo sale ma spese Alza impreviste, lo cose zero. esatto, esatto. E con la speranza che ci ridiano i punti, sai che magari giochiamo contro qualcuno che lo bannano o qualcuno che ci faccia credito sempre per fare il Un parallelismo. sacco. Detto ciò, allora, ho visto che appunto le ultime partite non sono andate un granché bene, le vedrei No, velocemente, cioè purtroppo. velocemente, le vediamo che c'è sempre da imparare. E poi se riusciamo a fare un paio di partite oggi, che l'altra volta appunto non avevamo giocato, che voglio cercare sempre di più di capire al meglio il tuo stile di gioco per riuscire veramente a intervenire in quelli che sono i tuoi talloni d'Achille, o Io non l'ho come ancora dice... capito, pensa te. So solo che quando di London, l'Harlequin, adesso sto un po' debellando alla francese, Ok. siccome mi devo concentrare sull'Harlequin, e, però non ho ancora capito se sono più, com'è che era, opposizionale Posizionale, o tattico, tattico, eccetera. esatto. Non ho ancora Ok. capito in che macro sono tra le due, No, credo sei sinceramente. sì, che è uno stile più posizionale, perché sai bene dove mettere i pezzi. Ci sono Ma delle cose poi che secondo me sinceramente non ho uno... neanche capito, non so se poi i ragazzi che guardano sono come me che non hanno capito esattamente la differenza tra posizionale e tattico, perché a me sembrano praticamente lo stesso, Sì, sinceramente. no, la tattica, allora, diciamo che si differenzia, gli scacchi si differenziano in strategia e tattica, no? Ok? E cosa come definizione anche proprio da vocabolario, al di là degli scacchi, le strategie sono dei piani, sono dei ragionamenti che tu fai piccoli step per poi arrivare all'obiettivo in un medio barra lungo periodo. La tattica sono piccoli ragionamenti per arrivare subito al risultato. Quindi tattica è qualcosa di immediato, in 2 o 3 mosse dai motto, in 2 o 3 mosse guadagni un cavallo, in 2 o 3 mosse succede qualsiasi Ok, cosa. La strategia, il gioco posizionale, piccoli miglioramenti, prendo questo avamposto, miglioro il posizionamento della mia torre che gli fa schifo, eccetera, per piccoli posizionamenti. Poi la strategia dà sempre vita a tattica. Uno dice, ma perché negli esercizi chess.com vedo delle posizioni bellissime e lì riesco a fare la tattica e nelle mie partite no? Perché con una buona strategia, alla fine poi la partita si risolve sempre con la tattica. Però, ok. diciamo, la strategia è lunga, pian piano arrivi a un obiettivo e poi la tattichina, 2 o 3 mosse. E... Ok, allora sì, da questa spiegazione mi sento più posizionale. Sì, sei più posizionale. Magari perché non conosco molto bene le tattiche e quindi mi risulta impossibile giocare di tattica. Allora, andiamo a vedere questa partita. Ancora il Sì, nero. saranno scene. Allora, Ah, D4, questo era contro l'italiano. cavallo F6. Sì, mi ha D5. giocato stranissimo. Suona Forte, male molto questa, forte. no? Suona malissimo, però per me è stato Suona male, quindi fortissimo. Cioè, non giustamente sapevo lo... minimamente cosa fare. Ma sì, penso che questa, no? Lo attacchi subito, 2 attaccanti. Sì, e guarda lui cosa fa. Questo qui. Ok. E io qui ho detto, oh cavolo. E ora? Questa qui... Io Forse secondo me c'era qua un... dovevo cambiare il pedone. Sì, sto cercando di capire se c'era un'altra punizione diversa. Ok. Ok, qui... Ok. Non ho visto questa. Per forza, per forza. Ok, adesso credo che... esatto, donna H4. Giochi donna H4 con attacco qui e qui. Unica difesa, alfiere 3, salva entrambi. Però secondo me ti sei ripreso. Ti sei ripreso, ok. Cattura. Non ce la Cattura. facevo più con quella roba lì. No, no, va bene, va bene. Ok, adesso penso che prima o poi ti arriverà cavallo F3. Mi sa che sposto prima la donna, forse, non lo so. Ok, ti attacca lì. Ok, sospeso, l'hai tolto via. Sono d'accordo, mi piace. Forse ti intrappola la donna, forse. No, però la donna, scusa, c'ha tutta questa fila Sì, sì, qui, sì. un po'. Ok. Bene, cambio di donne, sono d'accordo Perché nella perché... situazione è proprio... Sì, stava un pelino meglio lui, quindi... Nonostante la parità di materiale, però stava un pelino meglio lui, quindi sono d'accordo con questo Poi dopo cambio. questa cattura ho detto, cavolo, no, beh, qui adesso
c'è tanta roba, poi ha fatto 'sta mossa giustamente. Okay, E qui okay. Vabbè, cavallo C6? Ah, cavallo C6 mi piace, non totalmente. Ti dico, toglie case di ritirata all'alfiere okay. e forse mi piaceva connettere i 2 cavalli per non lasciare sempre pezzi sospesi, ma Mh. magari è più giusta la tua. Questo ti dico il mio intuito, insomma da giocatore da 2000 su chess.com e sicuramente magari Io uno perché da volevo portare il cavallo in D4 per attaccare 2 volte col pedone. sì, ci sta, sì. Anche da D7 ci arrivava, però, secondo me, Ah, va è vero. benissimo. Sì, ti prendi l'inchiodatura, devi fare un po' Volevo di cose. arroccare Va anche, bene, va infatti benissimo. arroccavo Tra subito. l'altro non c'è anche questo. Ah no, che non si poteva prendere perché c'era forse questa e ti Esatto, faceva i 2 pezzi esatto, sospesi. infatti quella l'ho vista e ho detto: "Porca vacca, guardate che non posso neanche prendere il pedone". O forse potevi, perché scusa, su questa, poi, potevi catturargli il cavallo, diciamo. Sì, forse ce l'avevi. Ah, Va bene. Non male così. Allora, questa credo che vada fatta quanto prima. ah no, esatto, toccava a lui, infatti lui ha arroccato e io non ce l'avevo più quella. Okay. H5, attacco sull'alfiere, ritirata. Ah, qua Okay. avevo fatto una boiata, ecco perché poi l'ho persa. Sì, sì, sì. Okay, Non però avevo fin visto qui bene, no? sì, fino a qui bene, è da qua che ecco, qua ho sbagliato perché ho detto: "Ah cavolo, guarda che Okay, bella casella." E invece c'era okay. l'alfiere. Quindi E qui quindi chiaramente gli ho immagino regalato un pezzo e tutto poi ho in sofferto un casino. sì. Okay, svista dai, svista, succede. La svista succede. Okay, vediamoci quest'altra, il bianco. Bravo, 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 bravo. Okay, pedone debole questo. Sì, Anche questo tuo lo è un pochettino finché non lo porti qui. mi sa che non ce la faccio tra l'altro a portarlo là. Okay, è buona, questa mi sembra una buona posizione. Buona. Okay, questo alfiere nero in che modo può rompere le scatole? Così, scacco e prende questo. Sì, Ottimo, sembra buona anche questa. E qui c'è sempre l'attacco qua. infatti qua ci ho messo un po' a Buona? No, sembra buono. Doppio attacco. mh, Ti pareva? lo so, infatti Eh quando l'ho sì, fatto ho detto: "Poi non ci sono avanti". altri modi. Mh, sì, sì, qui bisognava forse Ho sbagliato. scappare. Lo so, Sì, normalmente l'angolino è meglio, ma in 'sto caso sì. Questa anche non era male come partita. Vediamo un po' se si potrà fare qualcosa un po' di meglio a un certo punto, perché qui il piano che ho utilizzato è giustissimo, cioè il piano che ho utilizzato è giusto. Qui gli volevi bloccare suppongo il pedone A, quindi hai sì. voluto per forza giocare subito questa. No, poi l'intento è che non mi aspettavo che mi mettesse la torre in B8, Sì. perché poi l'idea era mettere l'alfiere camposcuro in C7, così che gli bloccavo praticamente le tutta la traversa 8 Sì. quasi, cioè le torri non si potevano muovere. Sì. Invece l'ha sacrificata normale, ho detto: "Porca vacca". Non so se ha fatto una svista o era voluto. Ecco, qui questa è un'altra cosa interessante. No, scherzavo, niente. No, ti stavo proponendo anche la possibilità di catturare col pedone, no, non si può perché c'è È scacco e proprio perdi la devo la torre. torre. Sì. In futuro, tipo, se ti rendi conto che questo al momento è una debolezza, lo puoi anche toglierti la debolezza, ma non era il caso. Non era No. questo il caso. Sì, ora questo pedone è un po' debole. È stato bravo a attaccarmelo subito. Sì, sì, perché da qui non è che potevi fare granché.
potrei giocare forse Forse il torre re qui, H. Ah, per pensavo re evitare questo. H. È vero. Però poi c'aveva sempre torre B4 che rompeva le scatole. Io avevo pensato anche Però scusa, re su questa... H1. Ah, re H1. Quella l'avevo vista, infatti poi cavolo, mi ero dimenticato che in effetti aveva la ritirata di cavallo in F8. Sì, Purtroppo. sì. Questo alfiere qui alla fine ha rotto un po' le scatole. Sì, Mm. è perché non mi aspettavo. Infatti, secondo me prima di quell'alfiere là ho imparato che forse era meglio fare prima B4. Sì, 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 Mi ci sa sì. che conviene fare Perché questo B4. ha bisogno di supportare questo. Sì, 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 B4. O anche la normalissima cavallo F3. Tanto questo, nel senso, ha tutto il tempo di uscire, no? Sì. Sì. Perché poi devi giocare sulla colonna A e sulla colonna B Così ti non li servono le facevo torri. entrare, perché tanto la torre in B non poteva andarci che c'era il suo alfiere che dava fastidio. Sì. Quindi non potevo supportarlo da dietro. Quindi secondo me da quello che ho capito, prossima volta spinta di quel pedone, spinta Sì, di sì, quel sì, questo pedone. qui, cioè, perché questi erano i tuoi pedoni doppiati, no? Quindi Mm, uno te lo sei tolto e l'altro, dava solito spinta. principio, no? Pedone più Sì, avanzato chiede di essere vuole essere affiancato. Ci sta. affiancato. Ok, andiamo all'ultima partita da vedere. Sì. Oh, ok, una bella Alechine. Oh. Eh, Oh, questo è il primo giocatore al mondo, ti giuro, il primo giocatore al mondo che non ha giocato questa. Il primo al infatti ho mondo. detto, ma infatti anch'io ho detto, ma la Il conosce? primo al mondo, il primo al Ho detto, mondo, il primo al mondo, il primo al mondo. C'è forse scacco, prendi il cavallo, tu perdi qui, però poi c'è un pedone in più. Forse non questa l'ho era la vista. consultazione. Sai che non l'ho Ok, vista? Sì, qua ho tolto il cavallo, ok, sì. questa sì, questa è meglio lui. Allora, su una mossa, vedi, su una mossa così, che non abbiamo mai visto, non abbiamo mai neanche considerato, non può essere Crisi. buona, perché altrimenti deve esserci, non dico la punizione, perché questa ovviamente è brutta, no? Questa è È ovviamente, anzi, bruttissima. prendi forse matto o giù di lì, questa è brutta. E E purtroppo il punto è anche che non ho pensato, questa, esatto, non ho pensato che in effetti ho detto, bene, io non catturo, però non ho pensato che poteva catturare lui. certo, certo. Questa rompe scatole di tantissimo. E questo sì, questo può essere scacciato. Aspettavo questa. E sai perché non ho tolto l'alfiere? C'era qualcosa. Ah, perché ti sei preso comunque il pezzo, ti sei preso comunque il cavallo, ok. Ok, il re è un guerrigliero. Eh, Ok, ok, c'è un +3 ma è tutto ballerino sulla scacchiera, tutto molto ballerino. mizzica. Cioè, due cavalli, non sapevo cosa fare. Cioè, quei due cavalli là ho detto, minchia, come li tolgo da lì? Sì, ok, giustamente hai voluto tenere qui, giustamente. Eh sì, perché... Sì. Ok, ok, sviluppa. Perché no qui? Facendo un arrocco... Ok, Perché mi c'è dava scacco scacco. uguale, sì, fa scacco E ho uguale. detto, vabbè, sai che c'è? Se adesso mi mangia il cavallo non vede il matto. Giusto, giusto. Ok, ok, abbiamo imparato una cosa nuova contro... Oh, ti giuro, questa non l'avevo mai vista in vita mia. Oh. Ok, abbiamo scoperto che c'è questa. Sì. È in caso di... Eh sì, qualsiasi cosa fa perde il cavallo. questo. E ovviamente lui ti Che prende il poi, vabbè, cavallo. lui recupera ma perde E il qui pedone. hai, boh, penso quello che vuoi. Questo, direi questo. Sì, direi quello. Direi questo. Qui, questo è forte, non te lo tira più via. E qui puoi fare i 5. Qui puoi fare i 5. Non potevo farlo già subito, però prima di Sì. cavallo Sì, 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 C6, potevi farlo, sì, sì. così che... Vai. cioè così non toglievo la Qui, diagonale all'alfiere. qui proverà, non so, mi sento che proverà a romperti le balle in questo modo. Eh, Va bene, va bene. Ok. Allora, ti faccio condividere a te. sì, Fammi vedere se riesco perché ogni volta cambiano le schermate. Ok.
Tolgo la mia di condivisione. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Allora, nell'ultima puntata, non so se te la sei rivista, mi hanno tacciato di averti aiutato troppo nella partita. Sì, la guardo sempre, ogni puntata che esce la riguardo perché magari vedo anche Ok. qualcosa che abbiamo visto. Cioè, il mio scopo ovviamente non è dirti, oh guarda ti stai minacciando un alfiere e alla fine No, non no, ho perdi sbagliato. l'alfiere. Ho sbagliato. Tranquillo, tranquillo, il mio scopo è Possiamo sono fare quello di nulla. farti ragionare sulle cose. Allora, abbiamo detto che gioca pure, intanto Gioco? gioca tranquillo. Abbiamo detto che uno magari dei tuoi punti deboli è il dare per scontato alcune mosse. Sì. Quindi quando vedi qualsiasi mossa del tuo avversario, pensale tutte e gioca tranquillo. Ok, fai bene a giocare veloci le prime mosse, se le sai, guadagniamo tempo. Basta, è finito. Va bene, va bene. Onesto, onesto. Ho fatto questa, voglio fare questa. Allora, io sto pensando a questa. Ti dà noia quella eventuale spinta in E5? Vabbè, cioè sposterei indietro. Non mangerei, farei mangiare a lui. Perché se lui spinge, io mangio, lui mangia, cambio, lui mangia, do la Rocco. Gioca tranquillo, secondo me. Cioè, gioca come giocheresti normalmente, senza farti spaventare. Sviluppo. Questo è lo schema della est indiana. Adesso metterà un cavallo davanti alla regina e poi spingerà uno di quei pedoni. O quello che dicevi tu. Ok, nulla di tutto ciò. Lo sapevo che l'avrebbe fatto, lo sapevo. Nulla di tutto ciò. Sì, forse conveniva che tu mettessi prima l'alfiere tu prima che lo metteva lui, però. Ma dopo devo darglielo per forza. Però si doppia i pedoni. Sì. Dimmi pure cosa stai pensando, che ragionamenti stai facendo. No, stavo vedendo se il cavallo l'avessi messo, quello dovessi metterlo qua, ma non ha... Cioè, è inutile, è una mossa inutile, abbastanza inutile. Ok, quali sono le tue mosse candidate adesso? Questa, Sì? perché secondo me lui vorrà togliere il cavallo e vorrei evitare di dargli l'alfiere per quel cavallo. Dimmi un'altra che vorresti giocare. Questa, per arroccare. Ok, vabbè, mi piacciono E mi tutte e sembra due. anche... Secondo me forse è meglio prevenire questa. Così almeno se dovesse spingere vado indietro e mangia. Ok, te lo vuoi tenere con l'alfiere, va bene, va bene. Ok, ora sì, lui come piani, te lo dico nell'est indiana, ha questi due piani, o la spinta del pedone E7 e 5 di 2, chiaramente la devi preparare perché se la fa adesso è un suicidio, sia la spinta C7 C5. Quindi generalmente mette il cavallo davanti, esatto, il cavallo davanti alla regina come appena fatto, per sorreggere una delle due spinte, o C o E. Normalmente quella più forte è E, però anche quella C c'è il suo perché. Quindi questo diciamo è la struttura dell'est indiana. E niente, detto ciò, gioca. E se io facessi questa, così se lui spinge e c'è la roba, non cambia niente, mi arriverebbe lo stesso. C'è qua con questa.
mangio e poi adesso spingere. Forse questo non è male. Tanto se provo a scacciare, gli mangio. No, vabbè. Cosa cambia? Ok, pensati Carlsen, cioè tu sei Carlsen sulla scacchiera. Pensati Carlsen, non giocare come Patrick o come Christian. Tu dici, Carlsen la farebbe quella mossa? Oppure la farebbe? Sì, allora la fai. Ok, allora. Non farmi a 4 e dici Carlsen la fa sì. No, allora qua stavo pensando a questa, Mhm. perché Carson cosa fa? Non sviluppa i pezzi, per Certo che li forza deve sviluppa, sviluppare i voglia, pezzi. voglia. Però allo stesso tempo c'è la ritirata di alfiere. Con la ritirata di alfiere, qualora lui dovesse spingere, io posto che mangiare, perché non so dove vuole andare, che non conosco il piano dell'est indiana, spingo Mhm. e chiudo il gioco. Cioè, nel caso, cioè, non sono costretto a mangiare o a farmi mangiare, c'è anche la Ho spinta. capito, no, ho capito il ragionamento. Mentre se lui mi fa Allora, questa perché io sviluppo, devi rispondere alla domanda, cioè per te è più importante cercare di fare una cosa per te, ossia completare lo sviluppo, o cercare di non far giocare a lui in questo momento? A questa domanda devi rispondere. che lui è molto avanti con lo sviluppo rispetto a me. Cioè, basta che togli la donna, ha finito lo sviluppo. Allora, un attimo, calcolo, se lui spinge, io mangio, lui mangia, io mangio, aspetta, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Uso tratto tattica. Dovrebbero essere 2. È giusto come ragionamento? Quindi posso procedere allo sviluppo. Sì. Per supportare quella spinta, di norma si mette la torre dietro, quindi adesso la sua prossima mossa dovrebbe essere torre dietro. Perché se vuole supportare la spinta è torre dietro, o se no fa la spinta C subito senza supportare niente, perché quella si può fare subito. Però su questa io posso fare questa. Esatto, che diciamo è proprio quello che vuole lui. E diciamo, Ah, pure. l'est indiana, essendo una difesa moderna, un po' come la Liekin, vuole farti avanzare coi pedoni. Ah, Ok? Ma non è per forza un male il fatto che tu avanzi, però sappi che comunque lui vuole che tu avanzi perché poi noi sappiamo, ogni spinta di pedone crea un indebolimento, quindi se tu spingi il pedone D, che caselle con il pedone non controlli più? Cioè spingi il non pedone controllo D. più E5 E5 per e esempio. C5. Esatto, ok, C5 poi ci avrà lui sul pedone, però E5 non la controllerai più col pedone, la controllerai con l'alfiere, col cavallo, eccetera. Comunque non è male, però diciamo di norma fa parte del piano. Non farti spaventare queste cose che sto dicendo, te le dico per cultura generale. Mi sono cagato sotto in realtà. No, devi essere bravo a giocare queste difese, perché vedi, poi a un certo punto se non sai giocare non sai cosa fare. Questa la gioca Nakamura per farti capire. Cioè, sono difese toste, queste difese moderne, al di là della Liekin che è tutta tricky, ecco. Ah, Secondo te cosa vuole fare con quel cavallo lì? Perché ha mosso cavallo lì? perché vuole liberare la diagonale, secondo me. Sì, un po' anche per quello, secondo me, sì. Però vuole togliermi sto cavallo per qualche motivo. Cioè, secondo me l'ha fatto per liberare questa. Ci sta, ci sta. E qualora io dovessi mangiare, lui si posiziona l'alfiere qua. Sto pensando a questa. E non posso fare nulla perché ci avrei sotto la donna pure. Mannaggia. E adesso lui ha 1, 2, Sì, 3. sì, adesso ce li ha. 1, 2, 3. Ti fa paura la doppiatura di pedoni eventualmente se ti mangia il cavallo? Ehm,
Chiedo, se ti fa paura oppure no. O se comunque non te la vuoi far fare, o se la vuoi coprire in qualche modo, oppure se te la fai fare chi se ne frega. Allora, essendo all'estremo, cioè che la struttura è questa, non mi fa, cioè di solito la faccio fare anche. Sì, non penso sia dannosissima se te la vuoi subire. Non so, puoi scegliere anche di non subirtela, ma non penso sia dannosa. Però comunque infatti stavo pensando anche a questa di solito. Esatto. Ti dico, io probabilmente avrei giocato quella subito all'istante, però non penso che se tu vuoi giocare altro, che quella poi ti fa perdere in qualche modo la partita. No, Quindi no, infatti, sentiti... però stavo valutando che adesso acqua è veramente questa spinta, Sì. capito? Quindi Se mai dovesse doppiarti i pedoni, quel pedone andrebbe a sorreggerti ancora di più di 4 contro quella sì, spinta, diciamo, no? eh sì, per quello infatti stavo dicendo che non mi faceva così paura. Però direi giochiamo che abbiamo metà del suo tempo. Sì, Ok, se riusciamo a mettere un po' di sprint, se no non abbiamo poi minuti per il finale. Ok, eccolo l'ha qua. fatta. Se io mangio, lui mangerà, immagino, di pedone. Sì, suppongo di pedone, sì. Di norma si mangia al centro coi pedoni. Per forza. Allora, se lui mangia a te, tu con cosa mangi? Cioè, ok, togli l'alfiere, lui ti mangia a te, con cosa mangi? Pedone, Pedone, cavallo? Ok, pedone. Ok, se lui ti mangia, lui non ha più pedoni al centro. Ok, i tuoi pedoni magari sono un po' ballerini. No, perché- stavo pensando, mangia, Mhm. mangio, e poi o mi mangia il cavallo o mi O mangia ti mangia l'alfiere. l'alfiere. Perché poi se qualora dovesse mangiarmi il cavallo c'è questa. Ok. Ok, Però prenditi boh, qualche secondo e poi gioca perché sì, tempo è tiranno. Faccio fare a lui. Ok, gioco semplice, Faccio fare a lui perché non so non so il piano, tranquillo. Siamo mossa non so cosa 10. succede dopo. Una partita dura mediamente 40 mosse, ne abbiamo ancora 30 e abbiamo 7 minuti, quindi entriamo in questo mood. Adesso Fa devo benissimo. roccare, lui è già roccato, Ma mannaggia. stai giocando bene, stai giocando bene. Lui anche sta giocando benino. Ha detto anche benissimo. Mhm. Ok, portiamoci avanti così guadagniamo tempo. Se ti mangia il cavallo, ok. Addirittura doppio. E scusa, adesso però... Oddio. Questa... Cavallo qua però è bello, eh. Sono due modi di giocare. O catturi o catturi scegli quale o spingi. Sono due modi di giocare, diciamo. Allora... Perché forse la spinta è meglio. Va bene, va bene. Gioco solido, non ti preoccupare. Ma ti dico quella che dovrebbe essere la teoria dell'est indiano. Ok, è riuscito in qualche modo a bloccarti il centro. Sì, qual E era poi la di migliore? norma. No, va bene, sì, qui penso anche questa C'era una vada cattura che in benissimo. realtà era la migliore? Piuttosto che la spinta? Ma bisognava calcolare, però sai che non lo so, forse la cattura in E, non lo so, anche così è giocabile secondo me, se poi andiamo a analizzare, cioè, è giocabilissima anche questa. Diciamo, la teoria adesso vuole, la teoria che una volta che ti ha bloccato il centro bloccato, che inizierà un attacco sull'ala di re. Quindi, diciamo, da teoria, di norma, parliamo sempre di norma, dovrebbe fare F5, quindi il pedone di torre che sale, eccetera, eccetera. E Ok, perché invece... ha fatto questa mossa? Alla di donna. È perché voleva attaccarmi il pedone B. Ok, lo possiamo difendere. Sì, possiamo farlo salire. No. Vabbè, sì.
Tanto anche se mangio di torre, dovrei Mm. mangiare di torre. Però aspetta, se io faccio salire, poi mica lui ha questa, che mi inchioda, doppio attacco. Ma so che questa è brutta? Quella lì, Sì. minacci la donna, Minaccio la donna, lui se mi dà scacco, con cosa ti pari? con niente. Devo toglierlo. Oppure faccio così. Posso fare così. Ci sono la variante che stavi analizzando tu. Sì, però no, dopo Quindi, no, niente, non ok, posso. perdi il Sa controllo. che vado di donna. Ok, Sì, vado di donna. è bella decisiva e devo dire che penso che sia forse tra le migliori. B3 portava un colpo tattico purtroppo, non so se l'avrebbe visto, ma portava un colpo tattico. Ok, se ti cambia... hai Colpo pedoni tattico troppo era con la aperti. donna, vero? No, era col pedone in E. Ok, non voglio distrarti adesso su cose che non sono successe, poi te le faccio vedere dopo in analisi. Concentriamoci su com'è andata. Ok, se ti cambia premove all'istante Sì. e se non ti cambia devi capire cosa fare. Ok, ti ha cambiato il cavallo. Cosa succede qua? Niente? Spero, mi auguro. Oddio. Mannaggia. Sì, questo era il colpo tattico di prima. Solo che lì avresti perso un pezzo secco. Qui, mal che vada, perdi la qualità. Che stupido. Tranquillo, tranquillo. Giocabilissima. Che nervi. Niente, devo togliere la Questo è torre un per punto forza. cruciale. Devo togliere per forza. Ok, dopo vediamo anche questa. Ok, ti farà donna per donna e poi presa sul cavallo. Devo mettere il cavallo in H4. Va in bagno. Dai, prenditelo, so che adesso te lo prendi. Se ci pensi. Ma guarda te. Completamente bloccato adesso questi due alfieri.
dove c'è ben poco da fare ormai, quindi penso che ormai Ok, scacco. Ok, proviamo a giocare un pochettino, giusto per sì, vedere adesso se, proviamo, se però piuttosto no... inizierei poi un'altra. Ecco, se cade quello, secondo me ritrovo in partita, ma... cosa fa? Alfiere E5 cambiando? Alfiere 5, L'altro. così? No, così. Esatto, quella che mi aspetto che faccio. Elda, non sembra un russo, Elda. Perché? Cosa vuole preparare? E mangio subito, non aspetto dall'impresa. Sì, non vedo cose da matto, ecco. Non vedo cose... Questa è bloccata adesso. Cioè, Riprendo la qualità. Dovremmo ritornare in parità. vediamo se si ritorna in partita, che noi abbiamo perso un pezzo secco, tu così prendi solo la qualità. Noi abbiamo perso un pezzo. Sì, però a livello di punteggio lui adesso è più 2. Sì, sì, perché probabilmente è un pedone in più. Questo che ti sei appena preso. Però a livello di Esatto. pezzi, alla fine lui ci avrà 3 pezzi leggeri, tu ne avrai uno. 1. Uno però c'ha le 2 torri che fanno fatica a uscire. Con quegli alfieri lì fanno fatica di bestia. Invece vale essere 1. Porca vacca. Dai, speriamo che adesso si gioca 5 minuti del suo tempo. Sì, è un gioco strano. Cioè, prima muoveva veloce, adesso sta pensando tantissimo e fa le cavolate. In genere poi uno pensa più entra in loop e fa errori. Sì, però si vede che la conosceva Sì, la abbastanza. conosceva, mi ha sospettito che a 1100 non mi aspettavo uno che conoscesse. Est indiana, ripeto, è una difesa un po' particolare. Però se qualora dovesse giocare sempre solo questa, ci può stare che anche se sei a 1100 Che te la conosci così. ritrovi, che qualcuno te la gioca contro, dici. Eh, Ah no, dici lui, che lui gioca cioè sempre lui quella. giocando sempre Ci solo sta, cioè come ci io un po' sta. la francese, no? Anche io No, no, ci 1100, sta, però se gioco sempre solo la francese, cioè ci quando sta. giocavo sempre solo la francese la conoscevo abbastanza bene. Ci sta. Dai, portiamoci avanti, così usiamo. Quindi, ok. Qua non so se darglielo subito o aspetterei, sinceramente forse minaccerei prima questa. Forse minaccerei prima questa. Se no c'è anche questa volendo. No, non è vero, non c'è. Bisogna mettere un po' in gioco ste cavolo. Ma forse faccio questa. Metto un po' in gioco la torre. Ah, minaccio. Ok. È vero che l'attore Dalino scappa, però prima o poi me la prenderei, eh. Ho paura che poi che ne so che succede. Perché? Questa roba. Ma così è in trappola, no? Cioè devi per forza darmelo sull'alfiere. Chi? Eh, L'alfiere. questo qua. Cioè se faccio torre, cosa fa? Cioè, qui non può Alfiere dare. B3. Alfiere B3? Sì, Bologna 3. Ah, è vero. Che è l'unica, tra l'altro.
Tiro da dietro, mannaggia. Poi se vuoi prendi quella torre prendila, non aspettare troppo Sì, che sì, poi le no, cose vado cambiano. adesso. Le cose cambiano, Vado adesso. Ok, si è fatto il mega postone dell'alfiere. Ok, se ti prende il pedone 4, questo che hai Per appena forza. mosso, Questo mangio e lui mi darà scacco. ok. Però c'è poco da... Io non saprei minimamente... Eh. sai che forse con Re di 3 qui vincevi l'alfiere bianco. No, scherzo, c'era il cavallo, niente. Ok. È un osso duro questo. Adesso ti fa scacco con l'alfiere, sicuro come l'oro. Eh sì, c'è il doppio. Devo ancora riprenderlo. Vediamo se lascia l'alfiere lì. Se lascia l'alfiere qui, c'ho questa. Esatto. C'è quella, sì. Sì, quando un pezzo è tenuto da un altro pezzo, che non siano pedoni, queste cose ci sono. Vediamo Queste cose ci sono. secondo me se ne accorge, sicuro. Ma magari no, magari spinge qualche Sì. pedone. Eccolo là. Ah no? Sì, credo che hai guadagnato un pezzo. Perché ora cosa fa? Cavallo D3, Cavallo D3. Tu gli mangi l'alfiere. E lui con il cavallo non c'ha niente. Sembra di no. Sembra di no, che non c'ha salti mortali. Ok, adesso ti mangerà il pedoncino davanti al re. Anche secondo me. Tu con cosa mangi? Per forza. No. No, forse per la posizione che sono mi sa che cambierei le torri. Ok, guarda sempre se quel cavallo c'ha qualche scacchino, robe strane, guarda se. No. Ok, il cavallo si è spostato. Adesso qua c'è lo scacco così. Però c'ho questo. Qua può andare qua. Si è bloccato, mi sa. Se io vado qua. Va qui lo perde. Va qui lo perde. Va qui lo perde. Va qui lo perde. Eh sì. Ok, hai visto no che c'è il torre sotto, giusto? Dal cavallo. Sì. Sì, Ok, certo. perfetto. Sì, stavo capendo dove smettere la torre. Perfetto. Perché ero deciso se metterla qua. Così, sì, non ha Però così case... dovrebbe averlo perso. Ok, Cioè dovrebbe fare questo. che però perde Ma l'alfiere. perde l'alfiere. Ah, ti fa pedone per i 4 sicuro come l'oro. Sì, anche secondo me. Però tanto c'è l'alfiere. Cioè mi fa sviluppare l'alfiere perché poi come me attacca 2 volte. Il cavallo è bloccato. Anche se è inchiodato, mi fa un po' paura. Ok, niente. Ah, guarda che mi arriva la infilata. Mm. Mi arriva l'infilata. Come l'attacco? Se sposto questo lui lo mette indietro. Sì.
Se lo metto qui, lui mi va qui col scacco. Sì. Quindi se io faccio così, è la mossa decisiva. Perché è decisiva? È perché se sposto questo qua, non ha questa ritirata. Ok. Sì, decisiva nel senso che No, adesso dovrebbe essere... Perché sennò se faccio subito questa, mi arriva l'infilata. Cioè mi arriva sì, l'infilata, Passo un giusto? attimo l'aria condizionata che sto diventando un pinguino. L'infilata è solo quando c'è il re o anche quando c'è la doppia? No, qualsiasi. Dopo in analisi vediamo un'altra cosa, sempre in analisi, eh. Ah, guarda come se la gioca. Sì. Ha giocato bene, sì. Niente. Non posso più fare niente. Giustamente ha spinto il pedone. Però scusami, cioè se io mangio, lui mi fa l'infilata, sposto in giù, se mi mangia ha perso 2 pezzi per una torre. Oh, quello che volevo sentirti dire da 10 minuti. Sì, alla fine c'hai torre alfiere contro torre, alla fine. Sì, 2 pezzi per torre è buona per te. È buona per te. Vai, giochiamoci. Dai, ci ho messo un po', però l'ICS sta servendo. Giochiamocela. Ok, adesso ti cattura quel pedone davanti al re o no? Te lo catturerà. Perché se non te lo cattura... Spingiamo. 2 pedoni passati. Cioè... Sì, beh, lui ne ha 3. Sì, ne ha 3, però tu c'hai il re lì vicino, capito? Ok, 3 pedoni contro torre, però c'è anche il re lì vicino, secondo me non fanno paura, No, fanno molta paura. Però secondo me fanno più paura i tuoi. Fanno più paura i tuoi, secondo me. Dai, ti mangia quello davanti al re, sicuro. Ma è meglio se mi mangio quello davanti al re, perché così sviluppo l'alfiere che controlla queste qua. Ok. Però secondo me non lo mangia, perché dovrebbe mangiarmi quel pedone? Se no scappa, se scappa in E5... Secondo me, cioè, quelli sono 2 pedoni passati, sia quello D e quello in E. E di norma i pedoni passati non li devi far fare. Giata. Ok. L'alfiere inchiodato. Ok, sì, vabbè, tanto adesso arriva questa. E lui dovrà fare per forza questa. O questa. Giusto, togliti l'inchiodatura. Se fa questa, mi cade questo, e infatti. Allora, giocatela. Carina. Così tacco doppio. Carina. So che si dovrebbe attaccare da sotto, ma... Carina. Cioè, questa è una cavolata. Calcola. Torre per torre. Re. Se spinge, perde. È perché lì c'ha 2 pedoni passati, con re vicino. Boh, proviamo. Vai, giusto. Un minuto e mezzo. È giusta questa, è giustissima. Giustissima, perde il pedone C. Ok, adesso dobbiamo solo stare attenti a quei 2 pedoni suoi, però noi dall'altro lato abbiamo un 3 contro 2, quindi risolviamoci il problema che non vada a promozione lui. E poi c'avevano sempre l'alfiere in più, cioè comunque alfiere Ma basta, se gioca su case scure il mio alfiere fa però niente. avanzerà prima o poi con i pedoni, no? Quindi andranno anche sul bianco, se no non va a promozione. Se non ti dà la torre non so cosa possa fare adesso, perché che gioca se non ti dà la torre? Sposta la torre, la mette in zona passiva, la mette a supporto del pedone B, può essere.
Portati avanti col pensiero, qualsiasi cosa lui faccia, che abbiamo 1 minuto e mezzo. Ho fatto pre-move. No, dico, se invece di catturarti mette torre B8, No, la catturo con la torre qua. con la torre, con re uguale. Ok, niente. Vai. Cosa farà? Che cosa farà, onestamente parlando? Centralizzerà il re, esatto. E cosa buona e giusta? E cosa buona e giusta? Vai. Adesso dovrebbe tornare con re in difesa. Ok. Eccolo. Eccolo, bravo. Proprio questo. Proprio questo di cui parlavo. Ok. Normalmente, quei 2 pedoni lì che stai per attaccare col re, normalmente... Ok. Dopo ti parlo di tutto in analisi, così non ti Sì. distraggo. Sì, penso ti mangi, esatto. Buono. Buono. Ok, lui ha preso l'opposizione con il tuo re, Sì. però si dice che è in Zugzwang perché deve muovere per forza qualcosa, non può fare pasto, Sì. e quindi perderà l'opposizione perché adesso deve muovere qualcosa. Ok, controlli le caselle nere col tuo re, va bene. Va bene, pedone nero e che coordina con l'alfiere bianco. Ok. Voglio andare di là. Faccio questa spinta così a difesa e poi me ne vado di là. No, devo fare Occhio questa. sempre allo Porca stallo, vacca. Fagli no, non cambia niente, sempre vinta. Occhio allo stallo, ti Sì, dico sì, solo sì, sì. quello. Assicurati che ci Infatti... abbia sempre una casa dove Sì, ma può infatti... andare. Scusa, se io faccio questa, lui Sì, sicuramente va di qua. sì. E poi? Cosa posso fare io? Ma io vado a mangiare qui. Ah, gioca facile, vincila facile, Vado a mangiare evita di gli qui. stalli, evita cose. Questa partita ci insegna un sacco di cose. Dai, se si sposta di uno è fuori. Ok, ovviamente non può tenerli tutti e due, Certo. chiaramente. Occhio Cavolo, sempre doveva allo essere stallo. persa. Invece... Dai, buona, buona, occhio sempre allo stallo, eh. Sì. Stallo. No, infatti me ne sto indietro col re, così almeno
Tanto può fare sempre solo questo, cioè, nel senso, farà Sì, così continuamente. sì. Dai, perché non si arrende? Cioè, ma veramente? Ok, siamo a 60 mosse. Abbiamo detto che ne durava 40. Siamo ben oltre. Ha giocato bene all'inizio e poi ha iniziato a giocare male. Quando ti ha fatto prendere quel pedone lì, in D6, noi abbiamo detto se cade quel pedone ritorni in gioco, e sei ritornato in gioco alla grande. Ho visto anche quel colpo tattico lì dell'infilata, se no non penso che avrei perso. Quella Ok, dimmi dell'infilata che della no. torre Sì, anche. sì. Ok. Ok, sì, esatto. Reggi 7. Esatto. C'è lo stallo se promuovo? C'è lo stallo se promuovo. Che infame. Che Minchia, ma infame. veramente? Ma dagli uno scacco. Dagli uno scacco e poi promuovi. Anche. Potevo fare così. Sì, è più veloce, dai. Sai come si fa matto con donna e re? Sì, sì. Ok. È come praticamente Adesso non guarda che non te lo è cattura. come con Guarda. la torre. Ah, sì, puoi fare anche la manovra di torre, che sai la cosa, la manovra del cavallo. Sì, sì, che devi portare sempre. Io avevi fatto vedere in un video. Ok. Vabbè, abbandona. Comunque è stato furbo, perché qui poteva cadere. Sì, Calcola sempre bene, sì, sto prima di fare guardando. qualsiasi mossa, hai No, 2 ma lui minuti. ha la ritirata in F8. Ok, importante che ne abbia una o due, c'è anche H8, c'è anche Sì, H7. c'è anche H8. Importante che ne abbia Guarda che almeno sta una. provando di tutti i modi lo Sta provando in stallo. tutti i modi, sì. Madonna. Cosa fa? Ora ti mangio il pedone H7, se tu promuovi, stallo? No. No, perché può andare qua. Sì. Se vai in H8 promuovi con scacco. Se vai Si in trova già anche sull'ultima F8... traversa. No, ma è finita, è finita. Mamma mia! Cioè, sia se avessi, anche quando non avessi fatto questa che hai detto, facevo questa qui, era Sì, no, finita. vincevi uguale. Oh, Ok, occhio mamma mia. sempre, ogni movimento. Sì, Bella. e vaffa a bagno. Ok, Madonna vediamoci questa mia. partita che ci insegnerà tantissimissimissimo, sia Però, nel mediogioco sia nel finale. Allora, bella partita intanto, eh. veramente. Allora, qui diciamo questo è il fianchettino. Il fianchettino può diventare una Grunfeld col pedone in D5, di non Di il pedone solito in mi D5. giocano quella. Non sapevo si chiamasse Ok. il Grunfeld, ma di solito mi giocano quella. Ok, con Infatti questa D6 qui non lo sapevo. diventa una est indiana, Questa dove non l'ho mai il fatta. piano è sempre questo, questo e questo. L'idea è che tu incastrerai e a quel punto immaginati pedone qui, ma anche pedone qui. Quindi arriva, ovviamente, se i pedoni sono fatti così, in che modo lui potrà mai attaccare della scacchiera? Quindi ti arriva poi la valangata. Questa è l'idea. Sono partite molto cruente in genere con l'Est indiana, cioè proprio sacrifici, robe strane. Quindi probabilmente è un giocatore d'attacco che ha giocato, ecco qui, aspetta, poco più avanti, qui mi si è attivato il campanello d'allarme dovuto dalle tante tattiche fatte. Vediamo se ti si è attivato qualcosa ora che ti ho detto questo suggerimento. C'è una tattica qua? Sì, o perlomeno puoi provare a farla. So, donna B3? Attacchi il pedone? Ok, interessante. Che cosa... Perché prima qui non si poteva fare questa tattica e ora dopo che ha fatto questa si fa? Che cosa fa sto cavallo che... In effetti si poteva fare anche prima.
Perché se spinge il pedone in B6 posso fare B5 con la donna? Ok. Ti do un aiutino. È un tema tattico che si chiama l'intrappolamento. E lo dice la parola stessa. C'è un pezzo Sì. che ha poca mobilità dopo questo suo cavallo di 7. La donna. Ok, è un po' difficile intrappolargliela. Esatto. Infatti sto scendendo la donna. E... Un altro suo pezzo che ha poca mobilità. Che se lo minacci quasi quasi non sa neanche dove scappare. Il suo alfiere. Per dire, dopo Ah, G4 quasi quasi non sa dove andare. Chiaro, vieni qui. sì. Però se invece va qui è già No, lì è perso. perso. Però perché dovrebbe Ora, andare lì? il giocatore astuto, allora quello che dice, ah sì, bello, bello, sbagliata. Il giocatore astuto la pianifica, cioè crea la rete, no? Quando tu crei la rete di matto, qui crei la rete. Se vedi che questa è la sua unica ancora di salvezza, magari giochi una mossa di questo Cavallo. tipo. Bravo. E poi quando lui farà una sua mossa, qualsiasi vuole fare, questa, e ha perso l'alfiere. Gioco. Basta. Ok, quindi diciamo occhio anche a quando ha tolto la ritirata, chiaramente. Ecco, infatti nella est indiana questo alfiere o va qui, ma non poteva andare qua, o resta a casa, non esce subito perché ha poco spazio, perché lo diciamo sempre, il fianchetto toglie queste caselle di ritirata, quindi il fianchetto già dà poco spazio all'alfiere Campochiaro, questo toglie lo spazio e quindi ci sono idee di intrappolamento. Sì. Poi da lì a dire che succede davvero ce ne vuole. Alfiere qui ti arriva col cavallo, torre C1, questa. Secondo me è tutto bene qui. Guarda, attiviamo solo il motore. Ah no, dobbiamo fare per forza la revisione, perché se attivo qui non succede niente. Se c'era la lente. Sì, Se sì, schiacci sì. la lente in sotto, no, vabbè, anche Ah, c'è quella qua anche c'è così con la lente? analisi Sì. manuale. Ah, ok. Ora dovresti avercela. Sì, ora Ok. ci sono. Vedi, qua c'è il Aspetta che motore. ritorno dove erano prima. Ma infatti sai che non capisco perché, cioè, fai la revisione che devi pagare 110 euro l'anno, però se fai la lente ti Ma fa la questa la puoi revisione. fare sempre, questa? La puoi fare Eh sì, sempre? Ah, sì. perché le persone si scocciano di vedere prima, seconda linea. Allora, qui abbiamo giocato D5, è giocabilissima. No, non è giocabilissima, perché non gli piace? Porca vacca. Cos'è che è la sua prima scelta? Cavallo, Cavallo per alfiere E4. 4. Che cosa ci siamo persi su D5? C'è cavallo per C3. Ah, ok, c'è subito. Ok, c'è subito la tattichina, forse. Perché scusa, se mi mangio col cavallo mangio di torre. Se ti mangiava di torre, c'era quella che dicevamo che poi lui ha fatto Ah, sì, dopo. che poi ci ha fatta. Sì. Che poi ci ha fatta. Quindi dovevi mangiare di pedone. E credo che c'era sempre questa, no? Sbaglio? Sì, no, però non c'è, no, non c'è. Sì. In realtà non c'è. Va bene, va bene. Vediamo com'è andata la partita. Ecco, su questa c'era sempre quella. Su questa c'era sempre il solito giochino. Torre sospesa e c'era sempre il giochino. Quindi, meno male che hai giocato donna B3. E qui hai giocato... ok, qui era questa quella giusta, sempre per evitare il giochino solito. Su questa, attenzione, è arrivata Era meglio questa. cavallo H4. Sì. O dove vuoi, o cavallo dove vuoi. Perché qui perdi solo 2 punti su questa, qui perdi 3 punti secchi. Ok, ne perdi 2 perché riprendi il pedone, però la sostanza è che qui perdi la qualità e giocare una partita con la qualità in meno per me è giocare una partita normalissima. Giocare una partita con un pezzo leggero in meno è pesante. Quindi sì, qui era meglio... Ma si vincono. Ecco, No, qui ti ha scherzo. dato questa possibilità e ti sei ripreso alla grande.
volevo farti vedere, perché qui c'era un altro punto dove potevi intrappolare l'alfiere. Vediamo, Era dopo quando spostava l'alfiere bianco, forse volevi dire. Vediamolo. Ce l'avevi adesso forse. Su G4 ce l'avevi adesso. No, scusa, può andarsi prima di 4. No, niente. Ok, va bene. Ok. Forse c'era qualcosa che ti volevo dire prima, ma adesso mi sta sfuggendo. C'era qualcosa su quell'alfiere? Se gli amici che stanno guardando la partita l'hanno vista, perché mi ricordavo in partita che ti volevo dire una cosa proprio su questo alfiere qui. Forse si poteva già intrappolare in qualche modo. Ok. Esatto, qui subito potevi farla, ma l'hai vista, l'importante era vederla. Ok. Arrivo al finale. Finale hai giocato molto bene. Bella questa. Giocato molto bene. Ok. Adesso questo è stato il modo più veloce per vincere, perché questi due combattono contro questi due, questo è il candidato alla promozione, quindi mossa più veloce, e il re non può tenere tutto. Quindi qui ti assicuri che lui non abbia controgioco. Ecco qui sarebbe piaciuta magari una spinta, che ovviamente se ti mangia l'alfiere questo va. Sì, certo. Però beh, penso che ti avrebbe mangiato il pedone. È che volevo controllare la casa H5 del pedone. Ah, ok. Vabbè, qui hai giocato benissimo. Ah, ecco cosa volevo che ci insegnava questo finale. Allora, supponiamo che anche lui aveva un alfiere, e aveva un alfiere chiaro anche lui. Quindi non era obbligato a muovere il re, ma poteva fare, che ne so, alfiere qui, alfiere qui, alfiere qui, alfiere qui, alfiere qui. Quindi poteva perdere i tempi all'infinito come avresti potuto perderli tu. Quando tu hai un alfiere di un solo colore, a volte i giocatori forti ci pensano prima, noi che siamo mezze cartucce ce ne accorgiamo quando siamo già nel finale, devi vedere di che colore è la casella di promozione dei tuoi pedoni, che in questo preciso istante sono tutte e due nere. Giusto Quindi vuol perché dire che se lui mette un pezzo davanti, in questo caso il re davanti, tu non promuoverai mai. Cioè se qui avevi un alfiere, questa partita finiva in parità, perché questo non saresti mai riuscito a promuoverlo. Al massimo arrivava qui tenuto dal tuo alfiere e non però succedeva mai nulla. Ok. E qui si poteva vincere subito con questa. Con esattamente questa. Credo con questa. Aspetta, questa è giusta. E poi c'era questa subito. Questa subito. Lui deve muovere il re. no, muoverà muove il pedone. Ok, muove il pedone, glielo mangiamo. Deve muovere il re. E 7. E adesso puoi salire. Ma perché sei potuto salire? Perché è stato costretto a muovere il re. Ripeto, se aveva un altro pezzo, questo non lo promuovevi, però nel senso, a volte ci vuole anche un po', che uno può calcolare già, hai nel medio gioco, se questo pedone diventa poi una regina, cazzarò, c'ho solo l'alfiere campochiaro, però quelli forti lo fanno. Ok, poi... Come fa Andrea Stella. Esatto. Qui, matto, no? Ok, bella partita. Hai voglia morire. di farne un'altra? Hai tempo e voglia di farne un'altra? Vai, allora. Che ore sono? Sì, c'è tempo. Ok. Vai amici, diamogli un'altra puntatone partita. lunghissimo. Allora, gioca online. Mi sei piaciuto che hai considerato tutte le mosse, tutte le possibili. Quando c'era un cavallo hai considerato tutte le mosse. Non vedo la scacca. Ok, no, forse no, la vedo. Ok, vedo. Sto iniziando. Sì, vede? sì. Sei il nero, ok. No, siamo i neri. Volevo fare un'altra London. Tuo avversario che c'ha un'attacca di connessione? O la vinceremo per la connessione? No, si sta alzando. Aspetta, che cos'è lui? Etiopia. Ok. In Etiopia non la conoscono ancora questa. E fu così che presi matto in uno.
Ok, te la ricordi un po' questa linea? Ok. D4 ci aspettiamo. Ah, quella sì, quella è abbastanza no. Questa è quella, ci Mi è aspettiamo. capitato, mi è capitato. Questa qua me la fanno proprio rarissimamente, poi comunque anche quando seguivo la teoria, comunque questa non me la facevano mai, Mhm. mai. D1, giusto. Sì, sì, sì. Lo Tanto scopo è sempre questa smantellare non me il la fanno centro. mai, di solito fanno Sì, così. Ecco. ok, ok. Ok, giochiamoci quindi la Lieki normale. Ti ricordi qual era l'ordine? Ti ho detto, guarda, c'è un ordine preciso che tu devi ricordarti, che si fa questo, 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 questo e alla fine ti giochi la partita. C'è un ordine ben preciso. Tipo, dimmi dove va Io mi ricordo l'alfiere che qua doveva Campochiaro. uscire qua, adesso. Dimmi dove va l'alfiere Camposcuro. La fiere Camposcuro Sì, dove va? va qua, Ok, perché questo è ok. il dragone, E l'altro cavallo dove va? l'altro cavallo va qua. No, 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 aspetta. L'altro cavallo... L'altro No. cavallo? Sì, l'altro cavallo va qua. Ma anche in C6, anche in C6, che Anche in diciamo attacca C6. il centro E meglio. Però questo? c'è un ordine specifico. Prima alfiere di fianchetto. Prima devi organizzarti e attaccare il centro. Ok? Ah, è vero. L'ordine prima è Ecco attaccare perché. il centro. Ecco perché allora le altre le avevo perse quando succedeva questo, perché Sì, facevo perché se sempre metti subito uscire quello lì, fuori ti fanno questo. H3, devi dare l'alfiere sul cavallo, esce con la regina, sta meglio lui. Prima alfiere in fianchetto. Ecco perché. Sì, no, ma infatti succedeva sempre questo. Facevo così, cioè lui faceva pedone, io mangiavo, lui mangiava e poi non riusciva a fare il fianchetto. Ok, poi ti fai il tuo arrocco tranquillo. Quindi Sì, e alfiere in fianchetto, poi arrocco sì, tranquillo. arrocco. Poi alfiere, poi cavallo e poi guadagnerai qualche pedone al centro matematico. Ok, quindi ricordi questo. Prima alfiere, poi ti fai l'arrocco, che non fa mai male. Se avanza, ok, va bene, ci ha fatto un grande favore uguale. Ma L'ordine rimane tengo sempre sempre quello. il... Sempre arrocco prima. Sì, Ok, stavo guardando un sì, no, fai attimo. bene, fai benissimo a guardare tutto. Però mi doppierei. C'è questo. Vuole togliermi il fianchetto. Mhm. Quindi se io sposto la torre posso fare la manovra anti-infianchettamento. Anche perché adesso questa però non c'è più. Cioè c'è, però non è inchiodato. No, c'è lo stesso se vuoi. Cioè, nel senso non c'è l'inchiodatura, però Io non voglio fargli però non voglio che mi sfianchetti, sai? Ma io l'avrei fatto fare, non era così, secondo me. Perché il problema è che se lui ti fa H3, poi quell'alfiere non gioca più. E quindi vorrei arrivare lì prima che lui possa fare cose strane. In F5... Per forza. Sì, è giusto, ma che è giusto, eh? Perché anche se ti fa H3, tu glielo prendi. Lui prende con l'alfiere... Sì. Però se tu non avessi perso questo tempo di torre, ti trovi già col cavallo fuori e gli potevi catturare C4. Ok, tranquillo. L'importante è l'ordine è questo. Ora hai avuto un eccesso di zelo. Secondo me devi giocare proprio da manuale. Fianchetto, arrocco e alfiere subito senza torre 8. E attaccavi subito il centro e guadagnavi un pedone. Ok, cattura. E su questa no. Oh! Perché? Ok. È perché ha visto il pedone C4, però non ha visto il tuo pedone B7. Capito? Perché non voleva perdere il pedone C4. Non voleva perdere il Con pedone tempo su C4. donna, tra l'altro. Con tempo su donna. Per questo. Però, Sì. però, cioè, lui lo recuperava, e questo è il punto. Però tu avevi il tempo sulla donna, eh? Non l'avevo visto neanche io. Neanch'io. Come si continua? Abbiamo detto, quali sono le mosse standard? Doppio attacco. No, beh, No, c'è doppio questo. attacco. No. No, doppio attacco. No, neanche lì.
Dove va quel cavallo? Qui. Oh, Ma scusa, ma su questa c'è questa? noi vogliamo che avanzi, come Ah tutte le sì? difese moderne, come l'est indiana, noi vogliamo che avanzi. Quelle le difese moderne coi fianchettini sono tutte fatte vieni coi pedoni, perché se lui muove il pedone, guarda il tuo alfiere chi diventa, capito? Cioè, e questa è l'idea si chiamano difese ipermoderne perché lo fai avanzare. Oh, scusate, un po' indietro la telecamera perché ho fatto un'inquadratura Tranquillo. primo piano. Adesso è il mio dirano che ti ho detto esattamente come si gioca, Sì, ma sicuro. volevo Vabbè, che lo, questa è una partita teorica, stiamo volevo che lo imparando, vedi. capivi, che capivi esattamente l'ordine. Adesso Così poi le spingerai, ha butto voglia tutte. che spingerà, e una volta che spinge quel cavallo dove lo metti? Qui. No, scherzo. Scherzo, Come? scherzo. No, allora si può mettere qua, però blocchiamo questa bellissima diagonale. Quindi forse andrei a metterlo di qua. Ok, ti Però gioca a 3, pedone a 3. torniamo indietro e perdiamo il cavallo. No, no, no. No, comunque veramente lo giocherei qua. Sì, Per poi lì. magari puntare già questo pedone Su doppiato. cosa stai puntando O lì già? comunque anche già questo, doppio Già attacco. C4 doppio attacco. Come lo difende quel doppio attacco secondo te? Ah, e B3 che cosa ci rende ancora più immortale? L'alfiere. Eh sì, è vero. Ci hai capito? Questa è l'idea di base. Ok, ci sta attaccando spudoratamente. Sai che questa va fatta. Quella c'è. Quella c'è. Questa va fatta per forza. Sì, prima che sia troppo tardi. Perché se mi fa Secondo- questa... Sì, bravo che conosci queste contromisure. Questa Oh, magari a molti non piace, ma secondo me va fatta. In questo caso va fatto. In questo caso va fatto. Ok, allora se lui mi non ci piaceva spinge... ancora meno se non avessi avuto l'alfiere, eh. Sì. Se lui non ci spinge il pedone D e quindi non ci fa andare quel cavallo lì, se non ci fa Questo andare quel pedone. cavalluccio lì, Ah, perché dici non lì. se magari non la fa, quell'infame, com'è che portiamo avanti il gioco? Cosa fa? Rocco lungo, sicuro, dai, fa Rocco lungo adesso. Sì, Che per forza. bisogno delle torri per attaccarti. Anche perché almeno qua il re mi è in una fortezza. Tutti i pezzi davanti. Sento la mancanza dell'alfiere chiarino. Chi manca? Eh sì, perché vedo proprio riesco a vedere proprio le diagonali bianche sguarnite, cioè, Ok. magari, però, cioè, lui avendo l'alfiere può attaccarmi in mille modi la donna. Allora, questo è debole, Sì. Allora, questo pure. il suo attacco che ti farà, secondo me, sarà molto più debole perché non ha i pedoni messi bene. Quindi proverà, Sì, sicuramente ti attualmente farà. ha 4 isole pedonali, appena fa Ti così ne farà. avrà 3. Ok, Eccolo. E con questo non c'è già un altro doppio attacco qui. c'è il doppio attacco. Cosa abbiamo detto che fa? Se facessi questa anche Anche questa è carina. per prevenire questa, però anche la donna, magari una donna di 7 non è brutta. No, non è brutta. Ti chiedo di essere più pratico possibile. Donna di 7 praticamente fa qualcosa, eh? No, cioè Ok. solo per spostare la donna nelle case chiare. Ok, no, sono Mi piace di d'accordo. più C, mi piace di più C8. Ok, questa è più pratica perché comunque sei a raggi X sul re, così, quindi parti sempre dalle mosse più pratiche possibili. Poi donna di 7 sono d'accordo con te che andrà fatta, però non era la priorità adesso. Questa è un po' più pratica come mossa. Forse faccio anche prima donna di 7 prima di fare questa. Ok, cosa ha voluto fare? Cosa ha in mente di fare secondo te? Guardale tutte, eh? Ti ricordo il tuo tallone d'Achille che a volte non vedi alcune cose, quindi
ha fatto quella mossa, dimmi tutto quello che vedi su questa mossa. Ok, Ho spinta ancora, quella che sempre secondo me è per la togliere. principale, esatto. Sì. Però, cioè, facendo questa, Quella devi prima fare lo questa. annulli, esatto. E poi facendo così, io ho anche questa. Ok, ne hai tante altre. Quindi comunque farei donna di 7 così finisco lo sviluppo. Ok, sono d'accordo. Sicura Questo è farà tenuto alfiere e di questo 3, è te la fa. tenuto. Alfiere di Sì, adesso 3 fa per forza questa, no? te la fa. Te la Se lui fa. vuole fare questa, deve per forza andare qua. Se il cavallo salta qui c'è qualcosa, poi dopo no. No, sì, c'è questa casa. Poi c'è questa. Guarda che non vuole spingere quel pedone D. Ma secondo me adesso è il momento che... È il abbandono. momento... È il momento che te lo potrebbe fare, perché il tuo cavallo non può saltare in E5 dove volevamo farlo saltare. Quindi potrebbe essere anche il momento che te la faccia. Niente. Beh, lo facciamo saltare in... ma io adesso il cavallo C volevo farlo saltare in A... Sì, è in buono. A5, volevo farlo saltare. Sembra buono. Occhio che è Fargli un bel sospeso lì, triplice attacco. In A5 è sospeso e ha Ragix dalla sua donna, però se c'è qualcosa di concreto è valido farlo. Però ricordati sempre che è sospeso. Sì, però cioè, se lui dovesse spostare il suo cavallo, Certo. cioè non mi crea danni. No, certo. Quindi io posso sospeso. subito sacrificare il cavallo su C4, quello là chiaramente in presa della donna, Sì. e lì mi mangia l'alfiere, ma io lo rimangio subito con l'altro cavallo. Mi sembra ci sia qualcosa. Infatti secondo me se dovesse spingere il pedone D5 io faccio cavallo A5, Sì. secondo me lui farà pedone B3, non sposterà il cavallo. Sicuro. O Quel meglio, magari lo sposta, ma lo sposta dopo aver fatto pedone B3. No, pedone B3. Quel cavallo lì tuo in A5 non ha più neanche una casella dove andare dopo B3. Quindi o lo schianti da qualche parte. Ma il bandone automatico prima non era 1 minuto, adesso è 1 minuto e mezzo. Mi ricordo che era 1 minuto. Va bene, ha portato un'altra torre in attacco. Che cosa ha in mente di fare? Ma sai che io quasi quasi faccio F per bloccarli tutto. Poi è vero che poi il cavallo non si sposta più però. Quindi non può arrivare qua col cavallo. Mi cade questo pedone. Quindi dovrei prima fare così. Perché aveva fatto sta mossa? Vuole sacrificare l'alfiere? Forse sì, forse te lo vuole sacrificare. Ma secondo me è ancora presto per farlo. È ancora presto. Forse giocherei questa. Di cosa hai paura? Dimmi. Ho paura di questa spinta o del sacrificio. Ok, se fa quella spinta, abbiamo detto. Vabbè, se fa questa spinta adesso chiaramente mangio, però se si prepara qua... Sì, se si prepara lì. Devo fare per forza questa. Ok, poi comunque il sacrificio te lo può fare uguale. Esatto. Per G6, ok. Quindi io prima di fare tutto ciò mi sa che faccio questa. Ok. Allora, se vuoi giocare in difesa, perché sono 2 modi che puoi giocare, o in contrattacco o in difesa. Se In vuoi giocare in non vedo difesa... molto. Cioè, devo fare questa. Sì, per forza. O se vuoi giocare in difesa, devi portare un cavallo in difesa, perché altrimenti i difensori del re solo uno, l'alfiere, punto. Lui ha un botto di pezzi che attaccano, quindi così va a finire male. O porti un cavallo in difesa, e che darà una grande mano. Non so, mi immagino un cavallo in F5, secondo me sarebbe Dio sceso in terra, se riuscisse ad entrare, no? Quello che stavo pensando anch'io. Appena hai detto porti un cavallo in difesa, pensavo proprio a questa manovra qua, è l'unica.
Cioè, non ci Ok. sono altre manovre, quindi F5, se riesci a portarlo in F5, secondo me è ancora meglio, perché è proprio una casella dove davanti ai pedoni doppiati, no? Sai che i cavalli stanno benissimo davanti ai pedoni doppiati. sì, però come glielo porto là? Cioè, Prova a pensare. devo per forza prima spostare qualcosa, perché sennò Per esempio, sposti il pedone e in 2 manovre poi il cavallo è già lì. Ti torna? no. Vai tranquillo. Ah, ok, Per dire, no? sì. Ed entra in difesa, ma è anche iper sostenuto, è su una casella centrale, quindi non è solo in difesa in ottava traversa, ma è anche sostenuto. Bisogna vedere se c'è il tempo di farlo, perché poi noi teoricamente è tutto bello, praticamente Sono 3 tempi, però sono 3 3 tempi c'ha molti pezzi in attacco, per quello io vedevo più veloce questa. Sì, quella indebolisce G6, chiaramente, quindi per esempio ti raddoppia le torri, c'ha già i G6 sotto, quindi devi difenderlo con un cavallo o una torre. Sì, però prima che raddoppi le torri c'è 1, 2, Oh, ok, spostavo. ha spinto quel... L'ha Sì, l'ha l'ha fatto. spinta, l'ha fatta, però adesso ormai non c'è più questa. No. E se faccio questa non posso più spostarlo. Se faccio questa mi scende giù. E mi scende giù, è bloccato. Però scusa, se vado qua, lui scende, io sacrifico, Lui fa lui pedone. mangia e io mangio di torre, questo cavallo è inchiodato. Calcola bene. Ok. Con cosa cattura? Pedone. Pedone, Ok. Ok. cavallo, Sì. alfiere, Sì. torre, cavallo inchiodato. Cavallo inchiodato. Attaccato quante volte? 1, 2, 2. Lo può difendere? no. Con il re deve scendere. Ok, però poi stravinci. Oppure c'ha qualche difesa migliore? E c'ha questa, ma Calcola, questo momento critico. Calcola bene di nuovo. bam, Calma. Pedone. bam, Sì. sacrifico, Pedone. pedone, Sì. mangio, Sì. mangia, Sì. mangio Ok, c'ha sotto il cavallo. C'ha sotto il e c'ha cavallo, sotto il quindi deve cavallo. giocare alfiere D4. Deve giocare lui. Sì, Mossa al però bianco. io mangio con l'alfiere, lui Aspetta, mangia aspetta, con... era mossa al bianco, eh? Hai fatto 2 mosse di fila al nero. No, 1. Sì, Muove lui. Io mangio. sì, Lui mangia. Oddio. sì, lui mangia. Mannaggia la miseriaccia. Ok, cattu. Mangio, lui mangia. Io mangio. Sì, Lui mangia. sì. Io mangio. Mossa al bianco. Mossa al bianco. Ah, ok, giusto, giusto. Così. Sì. Io mangio. E lui non può mangiare perché sennò gli mangio la torre. Se no con la torre lo mangio il... Quindi non può farla sta mossa. Ok. Ok. Cioè, secondo me l'unica è questa. Ok. Così è dei difensori. Però a Anche tu quel punto io giocheresti. ho donna, scacco, Va il bene, dai, se cavallo è sembra inchiodato, buona, il facciamola. cavallo è inchiodato. No, più che altro perché, cioè, se no posso andare direttamente con il cavallo qui e poi lo porto nelle retrovie. Non so, mi sembra di aver visto bene. Quindi, Persa adesso. allora, se ti gioca B3 la ricalcolerei un'ultima volta, perché qui si giocano le partite. Se ti gioca B3 un ultimo calcolino prima di farla, lo rifarei. Però credo che funzioni.
sacrificare qua. Sono tanti temi tattici, tante idee tattiche che puoi fare in questa posizione, secondo me. Perché c'è il re Ragix della torre, puoi sacrificare una torre e mettere l'altra torre, cioè c'è il mondo, L'ha ok? sacrificato. Ok, ok, ok. Gli rimane il problema. C'è questa spinta. No. E ora? Raddoppino? Ma il doppio attacco qua. Però è tenuto per ora. Quindi perché ha fatto questa mossa? È per tenere questo 2 volte. E allo stesso tempo attaccare 2 volte qua. Ok, lui lo tiene 2 volte e tu lo attacchi 2 volte, quindi pari, giusto? Sì. Infatti pensavo questo. Ok. Però è lenta. Mm. Se no c'è anche questa. Ok, ti faccio notare una cosa, non mi ricordo se la dicevo a te o a Carlo, ma quando fai la conta degli attaccanti e difensori conta anche la qualità, cioè Sì, qual è il sì, pezzo che è sì. davanti, ok? Sì. Però Quindi, cioè se tu vai lì con la torre o col cavallo non può mangiartelo con la donna, perché lui sì. ha davanti la donna, se era il contrario sì. Cavolo, è vero, ma sai che quando lo dicevi a Carlo, io quando vedevo la partita dicevo, sì, ma c'è la donna davanti, puoi mangiare. Cazzo, adesso che sono in partita io non lo vedo. Cioè, ma figa. Ok, detto ciò, voglio che tu Andiamo. capisca il motivo di donna di 3, perché cioè, se no è un fesso che ha messo la donna davanti sapendo che io lo potevi mangiare uguale. Secondo me perché vuole fare questa. Ok, calcola se funziona. No, non funziona. Ok, allora è un fesso. Scusa, cioè, sono 2 difensori contro 2 attaccanti. Cioè, se vuole fare quella, secondo me è più probabile che vuole fare questa. Perché qua è inchiodato. E non glielo puoi mangiare. No, esatto. Questo. Cioè, secondo me è molto Ora, probabile fa questo. più paura il suo alfiere per H5 o se tu gli mangi quel pedone di torre o di cavallo? Questa ora è la considerazione vera da fare. E allora, cioè, qui c'è da calcolare, questo va qua, lui mi mangia, e ora poi il cavallo dove va? Questo è da... Perché poi una volta che lui mangia qui, è via, qua c'è matto E lì praticamente. c'è matto, sì, perché ti risacrifica lì, tu mangi donna a scacco e poi donna per G7 cioè, matto. secondo me l'unica è questa. O anche questa. Ma questo l'avevo già da fare da prima, ma forse farei questa, sai? Sai che farei questa? Perché, allora, vado qui, lui non può più mangiarmi e non può fare niente. Però, se lui dovesse spingere, darmi uno scacco, qualsiasi cosa, forse farei questa, terrei il gioco chiuso. Forse terrei il gioco chiuso. Sì. Ok, mi piace, sincero. Occhio che si è indebolito il pedone G6. Sì. Quindi Sì. aspettati un raddoppio di torri sulla colonna Sì. G per attaccarti lì. Quindi temo che sia arrivato il momento di pensare anche un po' alla difesa. Sì, Sì, pensavo è l'unica, sì, questa, lì e togli l'alfiere, esatto, è l'unica. Poi ciò non toglie che noi abbiamo sempre il nostro super mega attacchino lì, Sì, qua. Cioè, all'occorrenza possiamo giocare anche alfiere per cavallo, perché Però sai che la prima maggior parte prenderei delle provvedimenti qua. tattiche nascono anche proprio dalle catture, no? Quindi magari una cattura inutile come alfiere per cavallo, adesso poi si rivela in realtà vincente, perché già per esempio cattura con la donna, c'è la donna davanti al re, escono fuori dei tattiche per dire, no? Quindi è da considerare tutto, è da considerare tutto. Però questa difesa mi piace, si è indebolito ovviamente G6, c'è sempre il sacrificio in H5, però il pedone F5 è tenuto dalla tua donna.
Ok, o va per raddoppiare le torri o gioca Ma secondo me pedone la gioca B3. sicuro. Se gioca pedone B... Certo, così è molto più veloce. C'ha Porco avuto vacca. l'attacco velocissimo. Attacco E non velocissimo con posso matto in difenderlo. 2. Con matto in 2. E non posso difenderlo. Forse matto in 2. E questo è un problema del cavolo. Ok. Vai, proviamo a trovare la difesa migliore. Non posso muovere niente. Cioè, oh cavolo, qua. Porca miseriaccia. Calcola. Trovo perché qualcosa per salvarsi in calcio d'angolo c'è sempre. Poi la perdiamo uguale magari, però... Ma che... Cioè, ci doveva essere questa, ma... Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. No, perché c'è anche solo questo qui che gli dà scacco. E lui è più veloce. Se devo spostarmi col re, ma poi mi cade tutto. No, io non vedo... Non vedo un modo per difendermi. Magari c'è un intrappolamento della donna. Se lui mangia qua mi dà scacco. Eh... C'è solo questa per non prendere il matto in 2. Sì, secondo me... C'è solo questa, però comunque mi cade. Sì, Cade tutto quello ti questo cade... Cioè, non c'è proprio modo fisico per per evitare che G6 salvarlo. cada, sì. No, pensavo che magari avevi detto no, c'è un modo per... No, ma non c'è. C'è l'unica No, per non c'è. prendere matto è solo questa e Sì, basta. questo. O forse di 2 lo spingerei quel pedone, perché tanto... Proviamo la difensona, abbiamo un minuto? Proviamola di 2, mi bloccherei il diagonale. Ok, va bene. Chiaramente se ti mangia il pedone, siamo salvi. No, dico scusa, il pedone col pedone, siamo salvi. Ah Ti sì, mangia ma quella donna, dubito, mi scacco. farà scacco. Ok, dove spostiamo il re? Occhio che è Qua, fondamentale. Ok, sì. per forza. Ok, siamo inchiodati, buonanotte. E cercherà di triplicare i pezzi pesanti. Dimmi una mossa difensiva dei principi generali più forte che conosci. Andava fatto re, porca vacca. Cosa, perdonami? Una mossa difensiva che occorre in queste occasioni. In generale, un principio difensivo. Per portare i pezzi in difesa. Sì, e anche e soprattutto, Cambiare i pezzi. bravo, questo è un principio difensivo proprio... Però questa adesso non posso più farla. No, beh, sì, potrei farla. Sì, c'è. Questa c'è.
Ok, qualche possibilità ce l'abbiamo secondo me, quindi Poche. un minuto, ma... Prima ne avevamo molte di più. Aveva Ok, fatto Re H6 probabilmente, piuttosto che la spinta di dopo la vediamo, non F5. ti preoccupare. H6 era più forte. Era sfuggita anche a me, sinceramente, donna G3. Vedi qualcosa? Se toccasse ancora il nero, vedi qualcosa? Ok. No, comunque non vedevo. Niente, tranquillo. Ok, c'è un tema tatto. Ok, niente, scusa, sto continuando a parlarti. Cosa fa su questa lui? Ok, forse c'ha torre 1. Ok, fai donna per 2 torri, che in teoria è buona per noi. In pratica perderemo. in pratica perderemo, esatto. Niente, no, vuole semplicemente solo continuare a darti matto, per il resto tutto a posto. Scusa, se mangio, Sì. mangia. Niente. Sì, se c'era qualche scacco era carina. Sette secondi. Carina, questa difesa carina. Devo dire che è carina. Avrei giocato credo sull'unghia donna E7, ma per cercare di cambiare le donne. Ma adesso lo facciamo. Volevo prima mettere la torre perché mi faceva paura là in alto. È vero che c'era l'attacco su questo, però. Quel cavallo è inchiodato. È possibile che non c'è nulla. Il cavallo è inchiodato. Bisogna spinge il pedone. Ah, c'hai... Sì, c'è quella lì, però stavo cercando di capire una continuazione. Non c'è granché, anche se ammesso che poi dai scacco. Che fa poi la donna nell'angolino? Mannaggia, guardalo. Porca vacca. Adesso mi arriva questa. È imparabile, mi sa. È imparabile, no, è parabile in qualche modo ancora. Perché l'alfiere è inchiodato, no? 19 secondi. 19 secondi. Ok, tutto per tutto. Bravo, bravissimo. Ci siamo capiti. Sì, per forza. Cioè, Ok, mangio col pedone, giusto? sì. Fammi prendere un po' di tempo perché, cioè, qui. Non è male, non sta uscendo una cosa brutta, che solo se è a un passo dal matto in uno. O gli dai scacco Esatto. continuo. Non è male. Cioè, se lo matti uno lì. Donna... Ma che cacchio... Ci siamo Perché? persi qualcosa? Chiudi? Cosa C'era un visto? matto in uno? No, tipo re di 3? Infatti. Re di 3? Ah, c'era matto con donna in E2! C'era matto con donna in E2! Lui confidente che noi l'avremmo vista. C'era matto con donna... Questa è tipo la partita che ti ho fatto vedere prima che abbiamo giocato ieri. No, ma questa è bellissima. Questa è bellissima. Questa Allora, da far vedere faccio alla l'analisi Battoscacco Academy. manuale. No, vabbè, ma ragazzi, questa è follia. Allora,
Aspetta, dopo lo attiviamo qui. Cosa è uscito fuori? Cosa è uscito 40 fuori? secondi, lui 4 minuti abbandono. Allora, noi abbiamo studiato questa qui. Ricordati sempre questa cosa. Alferino fianchetto. Arrocco. Non perdo tempi con fare H6, A6, torri di nulla. Non perdo tempi perché poi devo fare subito questa e questa. Per esempio, guarda, ti faccio vedere come poteva andare a finire la partita. Lui ha giocato questa, ha giocato questa, ha giocato questa, ha giocato questa. Perfetto, perfetto. Quindi si è fatto spaventare e volevi fare l'antisfianchettamento. Supponiamo che tu andavi avanti di un tempo Sì, e quindi ti evitavi questa. Ha fatto questa lui, giusto? Lui in partita ha giocato questa. Quindi poteva fare anche Poi ha quello giocato dopo. questa e poi ha fatto questa. Benissimo. Cattura. Chiaramente non va con l'alfiere, perché sennò perde qui. Va così. Sei un tempo in vantaggio, cioè non hai questa. Possiamo provare a giocare torre C8 subito? Forse con torre C8 gli passava anche la voglia di mettere il re qui. O se la fa uguale, ci sono con dei tempi di vantaggio subito gli attacchi che avevamo in mente noi. Sì. Qui te lo faceva questo. Questa te la faceva, ma da vedere se c'erano quei sacrifici famosi di cui parlavamo. Un'altra risorsa carina è questa, un po' estrema, ma è carina. Va bene, va bene. Comunque, è stata un'ottima partita. Ok, 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 ok. Questa ci voleva, eh. Attivo il motore, ma credo che se non facevi questa... Niente, il motore piace sulle spinte laterali contro giocare al centro. Questo è un altro principio, però dai, questa è umana, no? Non è umana questa. No, dai, è umana, dai, è umana, è umana, è umana. Io dico che è umana. Ragazzi, scrivete un commento qui sotto. Chiaro, il Cioè da computer 0,7 controgioca di il centro. vantaggio passiamo a 0,7 di svantaggio con Sì, H5. sì. Assurdo. Computer controgioca al centro, principio sulle spinte e sulle Ma ali. perché, scusa, c'è Controgioca al D5 e poi spinta in H5? Ma Cosa sai succede? che non so che cosa abbia mai potuto vedere. No, Ok, quello non lo faceva. qui Mettevamo che catturava. faceva... E qui facevi così. Ok, mossa al bianco. Ops, che fa H5, infatti. È il bianco che fa H5. Ok? Niente, ne sbatti Ok, lo controgioco stesso. al centro, controgioco al Sempre. centro. Va bene, va bene. Ok, no, gli prende il doppio in effetti, quindi deve catturare. Deve catturare. Ok, anche se tu cambi, se cambi, qualsiasi cosa tu cambi, c'è il cambio di donne che alleggerisce. C'è il cambio di donne e questa non fa più paura come prima. Va bene, ha sempre ragione lui. Ok, va bene. H5 secondo me è carina. Ok, buona. Ok, Ecco, sì, qua andava visto G3. sì, anche Cioè, questo qui il problema è che G3. questa indebolisce G6. Queste spinte che indeboliscono così che poi c'è solo il re che difende mi fanno una paura. Non avevo visto questa, però mi ricordo che ti dissi proprio, vai che se fai questa indebolisci questa. Sì, però io ho D'altronde, visto tanto il tempo che lui raddoppia le torri, ho modo di andare a difendere. Il punto è che la donna è molto più veloce. questa qua, Sì, era quella, era l'unica. questa qua, Quella era l'unica. questa qua. Perché poi con quella avevo il tempo di andare torre Sì. G8, alfiere F6 Sì, vediamo il motore cosa ed ero consiglia. super tranquillo. Ok, ne frega mai una mazza il motore perché vede sempre Niente. più avanti. Ok, a quanto pare questa faceva più paura di questa. Perché avevamo questa l'avevo vista, però a dirti Anche io, che però non mi sembrava di... Cioè, mangia di re? mangio di re, penso che perde con questa, c'hai scacchi di scoperta. Non lo so, però sinceramente avevo molto più paura io che voglia di fare questo attacco. Ok, qui sì, l'unica era, sì, anche Regi 8 era da considerare, però penso che 5, 6 va bene. Ok, era qui. Ma era stravinta per lui, guarda, 4.4. Sì. 7. Ok, qui prendiamo un po' di roba. Aspetta, tolgo l'analisi perché va troppo lento. Donne 6.
Ecco, qui ti dicevo sull'unghia, penso che avrei giocato questa, a costo di perdere questo, ma credo che È tu il che però cambio avevamo delle talmente donne... tanto di svantaggio che il cambio delle sì, sì, sì. donne... Sì, donna no, donna F7, donna E7 c'è, terza scelta, ma un pochettino meglio le altre. Anche donna torre G7, quella che hai fatto tu. Sì, penso che avrei giocato subito questa perché mi faceva una paura matta questo attacco qui sopra. E infatti poi sarebbe arrivato, come dicevamo, questo. Ok, torre C7 invece giocato, che è buona. Questa, reina H8. Ok, qui abbiamo provato il tutto per tutto e ragazzi, il tutto per tutto ha funzionato. Ti faccio notare che qui c'avevi... Sì, non l'abbiamo vista, non l'abbiamo vista. Qui c'era un matto in 3, mamma mia che scarsi. C'era un matto in 3. Ma avevamo 26 secondi, cioè io stavo andando a Ok, no, hai profusione, veloce, ragione. veloce, Hai veloce, ragione, ma veloce. su Cioè, questa? Com'è che è il matto in 3? Scusa, questa? Va qua? Come faccio a dargli matto? donna a 6. Per forza. Ma devo dargli scacco per forza. Eh sì, donna a 6, dai Donna scacco 6. e proteggi la torre. Giusto. Sarà donna a 6. Donna 6, poi cavallo B5. Ok, invece come l'abbiamo giocata? Così, sacrificando la torre. Ecco, qui c'era questa. Però Perché? Ah, perché c'era l'alfiere. c'era l'alfiere, sì. Così. Ok, qui si è ritirato. Quindi non c'è il matto qua. Sì, c'è il matto in 1. E dove poteva scappare, scusa? Ah, in C1. O in D1 anche poteva scappare, in effetti. Però in C1... E qui secondo me si è ritirato troppo in fretta. È stato un signore, perché qui le dovevamo vedere, eh? Cioè, sicuro gli avremmo Sì. dato scacco di nuovo. Ma comunque poteva pareggiare. Io credo che se lui continua a fare così avanti e indietro, tu avresti tutta la vita pareggiato per ripetizioni, no? Sì, ma voglia, ma stai scherzando? Io sto provando di tutto È stato un signore, Cioè, l'Etio. probabilmente magari sarei riuscito a non pareggiarlo, magari se fossi riuscito a vedere il matto, cioè con 40 secondi Sì, non l'avrei visti. fantastico. Cioè io avrei continuato a bam 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 per aumentare il punteggio Fantastico. e cioè, aumentare il tempo. Boh, Patrick, io penso che oggi abbiamo imparato una cosa importante. Abbiamo parlato nell'altra partita, la casella di promozione del pedone, se c'hai un solo alfiere, e che quell'alfiere purtroppo non può scacciare il re se si mette davanti al pedone sull'ottava traversa. E in questa partita non c'è un tempo da perdere, bisogna fare proprio quelle operazioni che abbiamo visto. E la difesa non è, diciamo, non è un hobby, ma bisogna farla bene perché altrimenti si rischia di che insomma, ci si rivolge contro, no? Però Sì. veramente complimenti, che ti devo dire? Qui veramente hai fatto un salvataggio incredibile. Bella anche la partita di prima. Dai, prossima volta che ci vediamo, se sarai ritornato a 1200 sicuro. Speriamo. Gioca Detto anche l'ultima concentrato. lezione. Poi sono calato di 50 punti. Gioca concentrato, ma soprattutto secondo me gioca quando sei sicuro che sei sul pezzo. Quello è anche l'altro mio errore. Perché se no ti fai 2 account, ti puoi fare anche 2 account, oppure giochi sull'ICS quando devi giocare così, e quando dici ok, adesso gioco per salire, giochi su chess.com. Quello è un altro mio errore, perché tipo anche oggi ho giocato in momenti che erano gli unici momenti liberi prima di questa lezione. Ho detto dai, proviamo a raggiungere 1200. Ho fatto 2 o 3 partite, le ho perse tutte. Ok. Quindi magari questo è anche l'altro erroraccio che non devo farlo, piuttosto rimango lì. Certo, sì. Errore da giocatore di casino, ma io sono il primo a essere. Quindi va bene, Patrick, amici, spero che vi siate divertiti. Io penso che questa va incorniciata. Scarichiamo il PGN e lo attacchiamo sul frigorifero. E ci vediamo alla prossima allora. Ciao a tutti, grazie Patrick. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao Cri.